Scusateci per questo nuovo video che riguarda l'amore. Perché un uomo innamorato si allontana? Questa è una domanda che si fanno tante persone. Tanti di voi fate questa domanda, magari avete perso il vostro amore, si è allontanato da voi. E adesso vi spiego tutte le probabili possibilità e cause di come è possibile che un uomo innamorato si allontani da voi o vi lascia, categoricamente parlando. Professa sentimenti profondi, poi scappa via. Perché un uomo innamorato si allontana? Questa è la domanda che vi fate tutti. Perché? Allora riflettiamoci un poco insieme prima di arrivare a una conclusione affrettata. Allora, ok, si è trovato davanti al più inspiegabile dei comportamenti maschili. Lui dice di provare per te qualcosa di grande, ma poi prende le distanze. Allora cerchiamo di capire insieme perché un uomo innamorato si allontana e cosa possiamo fare per evitare di farci prendere dal panico, ok? Allora, molto probabilmente starai pensando di aver fatto qualcosa di sbagliato, ma non prima di crocifisserti, prova a tirare un respiro e a leggere attentamente, ad ascoltare meglio attentamente quello che io ti sto per dire. Magari troverai una soluzione molto semplice e risolvibile di quanto tu possa pensare. Si allontana perché perché si sta innamorando probabilmente. Un uomo quando inizia una storia quasi per gioco, così insomma, e poi vede che si sta innamorando, gli prende il panico e quindi probabilmente si allontana. Partiamo dalla prima possibilità. Probabilmente lui si sta allontanando perché comincia a provare sentimenti forti e questo lo spaventa. Quando un uomo inizia a provare sentimenti molto forti tende ad avvertire un forte squilibrio emotivo e questo è fonte di grande stress. In più considera che a differenza della donna, l'uomo non è fatto per essere multicasting, quindi avere molte storie e via via. Se sta iniziando a provare qualcosa per un momento nel quale ha già altri problemi, è più che probabile che voglia cercare di affrontare le cose un po' per volta, prima di dedicarsi interamente, vuole prima valutare e via via. Quindi questo è uno dei tanti motivi che lo porta, perché cerca di capire con delicatezza e senza essere a volte, senza fare delle domande timide, ma ben rende più tranquilla te e aspetti lui che prende le sue decisioni. Però attenzione, la seconda probabilità è che lui si allontana per paura. Non scartare il fatto che lui possa aver avuto, non lo sai, ma lui ha avuto delle storie precedenti, problematiche, storie con problemi, e adesso gettarsi in una realizzazione lo terrorizza letteralmente. La fine di una storia turbolente o la conclusione improvvisa di una relazione che sembrava serena possono portare un uomo a essere particolarmente ansioso e a essere, indifferente a trucchetti più ingegnosi per farsi desiderare e a stressarsi anche solo nel pensare di approcciarsi di nuovo alla vita di coppia. Questo lo fa paura.
lo fa paura. Anche in questo caso è consigliabile cercare di indagare, non solo facendo domande, ma anche individuando delle persone fidate tra i suoi amici che possono parlarti un po' del suo passato e possono fare luce su questo comportamento apparentemente misterioso. Ok, questo è un consiglio. Perché un uomo è sfuggente? Chiaramente anche tu potresti avere qualche colpa. Vediamo, magari stai facendo alcune cose che non devi assolutamente fare se lui non ti cerca, oppure hai iniziato ad agire come se voi due aveste già una relazione fondata. È mio e basta. No, non è tuo. Chiaro? L'amore è libertà. È fiducia e libertà. Questo mette molto paura a un uomo che tende di sfuggire. Capito? Se gli hai fatto pressione sulla necessità di dare un nome al vostro rapporto, nonostante sia passato davvero poco tempo, cerca di fare un passo indietro. Se non vuoi perderlo, non devi essere ansioso e non devi mettergli pressione. Se non è questo, allora per quanto brutto sia, potrebbe anche essere lui a non provare le stesse cose e magari non vuole dirtelo perché ha paura di ferirti, un comportamento paradossale ma molto frequente nell'universo maschile, credimi. Cosa fare quando un uomo diventa freddo? Un altro bel consiglio. La risposta a questa domanda è più semplice di quanto pensi. Se non sei riuscito a capire perché un uomo innamorato si allontana, allora comincia a pensare a te stessa. Approfitta del suo allontanamento per pensare, per riflettere su come sono andate le cose realmente. Questo darà a te del tempo utile per capire se hai effettivamente fatto un errore o a lui spazio di manovra per muoversi verso di te, non marcandolo stretto, lo lascerai libero di sentire la tua mancanza e di ritornare verso di te in maniera spontanea. Quindi non devi stare là a mandargli messaggi WhatsApp, scrivergli tramite Messenger, fargli gli squilli anonimi, perché voi donne avete questo capriccio ed è sbagliato. Allora, più fate così, più l'uomo si allontana. Quindi mettetevi da parte, fregatevene. Vedrete che quando non vi vede punzigliare, quando non vi sente, sarà lui a cercarvi. Una volta che ha cominciato a cercarvi, mettete i famosi paletti, dettate con voi le condizioni. È chiaro? In più, quando la cosa ti possa fare agitare, cerca di tenere sotto controllo la tua rabbia, fare la passivo-aggressiva, mandargli dei messaggi carichi di ira o telefonargli urlando servirà solo a mandarlo ancora più lontano. Questo è. Quindi, il consiglio che vi do, la miglior cosa da fare, lasciarlo libero, fregarvene, come se lui non fosse mai esistito. Lasciatelo perdere, vedrete che sarà lui a cercarvi, perché essere presenti continuamente, stargli sul collo, col fiato sul collo, lo perderete sicuramente, totalmente. Se tutto questo non dovrebbe funzionare, ricordatevi che qui nello scrollo voi potete prendere il mio numero, telefonarmi, raccontarmi la vostra storia e possiamo fare qualcosa per farlo tornare, perché io mi occupo anche di legamenti e ritorni d'amore nel modo definitivo. Ok? Allora, se questo video vi è piaciuto,
mettete un mi piace, iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche. Un abbraccio a tutti e a risentirci al prossimo video. Ciao, un bacio, che le stelle siano con voi.